fare lo stato di non ha obbligato a affronto su tutti vuole approfittare per la destra per il tempo a Silvio questo piccolo padrone questo tranquillo un po' delle linee a Silvio per loro in cui applicate la velocità tagliata in stessa riservata ai giovani già da partire dai punta di età poco cosa di più. Poi diciamo X30 Union, ne abbiamo due anche di X30 Union, sono il 107, una categoria praticamente identica, assimilabile alla C-Kart Junior, sono il 107 Lorenzo Ferrari che scatterà in terza fila sul lato destro del teleschermo, quello che guardiamo, e poi con Giulio De Amicis 454 la guida del telaio Tecno, il telaio torinese, anche lui De Amicis che scatterà dietro proprio a Polellini. De Amicis è il protagonista della prova di Castelsagliano disputata qui proprio una settimana dopo la prima prova del trofeo 7 anni, quindi il 17 aprile, grande protagonista della gara 1 Giulio De Amicis, che qui ha scelto la configurazione X31. 4 in master, sono 409 Tino Donadei, il 302 Cristian Crepaldi che sono nella terza fila della settima, il 369 Luca Montrone, in ottava fila dietro Crepaldi quindi sulla destra, e Filippo Mosco 12 a chiudere il gruppo, che sono un po' i senatori, i veterani della categoria. In prima fila Ivan Baiguini con 512 sulla destra e Matteo Piselli con numero 31 sulla destra, Roccabelli e Emanuele Gradellini con 103 sulla destra, tutto bene via, tutto anche bene, la via centrale del tracciato di transito al comando. Poi fu istituito dall'Eso Roccabelli, in difficoltà subito, sta dando piano, praticamente si ferma, ancora una volta la Omega toglie un concorrente subito dopo il via, e il numero 650 Francesco Menozzi alla guida di Paolino. Menozzi fuori subito dopo la partenza, si aspetta sul motore Yamaha X30, vediamo se Menozzi su un motore in cassa in do, quindi il pulsante via avvicinare e partire. Poi torniamo a seguire Ivan Baiguini, eccolo Baiguini che esce dalla quadra finale, c'è il tiro di tanto per Francesco Menozzi. Tanto Domenico Botelli e Energia Ferrero che danno veramente un lavoro forse bellissimo di immagini, con le quali possiamo seguire quasi come se fossimo qua, tutto una bella fresca che spazio di sottolare in carta e un diffuso caldo sulla vita. Ma seguiamo queste immagini con al comando Ivan Baiguini, secondo Matteo Piselli, con il numero 31 Piselli guida un rosso corsa, Piselli che da sempre uno dei protagonisti di questa monomarca Yamaha. Terzo scelto tra Emanuele Gradellini, sarà possibile il secondo passaggio, eccolo Gradellini sullo Piselli 51 trasmette il passaggio, siamo ancora in una fase, siamo ancora in un embrione della gara, ma però Piselli sicuramente non vuole stare a troppo lungo a steffare lo scarico del motore Yamaha X30 dai rider numero 512 Ivan Baiguini. Piselli secondo, terzo Manuel Gradellini, quarto Matteo Domenico Rotta con il numero 17, Rotta che è alla guida di un Force One, Force One, uno dei brand che forse Gradellini terzo, verso il 17 Rotta, 5.5 la Romania Roccabelli, terzo Lorenzo Ferrari con il 107, Roccabelli migliore di AC-Kart Junior, ricordiamo che l'altro AC-Kart Junior è Andrea Pomellini, in questo momento uomo il 131 scavalcato
Manuel Bele è in gara con il numero 28 e guida un Intrepid. Siamo tornati a sinistra, vediamo intanto attacco deciso di Lorenzo Ferrari con il colore del diretto. Lorenzo Ferrari per scaricare Mattia Roccadelli. Lorenzo Ferrari Lorenzo Ferrari, rotta terza posizione, questa palestra attaccata da 47, e via Binari che è scaricata fino scusate, è ottavo il numero 409 della Master, cassato in 13ª posizione, già guadagnate 5, poi Munari ottavo, il numero 47 e via Munari che ricordiamo guida un telaio Zanari, è stato ancora spettacolare queste inquadrature del tornante a sinistra con le ruote posteriori a sinistra che piacciono per chi è più impiccato nella guida, comunque impiccato che sta tirando per recuperare nel caso di Matteo Puselli che è già passato al comando. Puselli è stato in Baltini tiro qua Leone Baltini che sembra di recuperare il Puselli lanciato un seguito di Manuel Gradellini con i due compagni di marca Roccadelli Gradellini, tutti due che evocato il nuovo trend della scorsa stagione voluto da Antonio Penna, seguito il visto da Giampaolo Biani e Giorgio e Giulio Quaglia. Dicevamo Piselli, continuiamo a seguire Piselli e Paiguini, anche se la Coppa del Lievo potrebbe diventare minacciosa, ma soprattutto Lorenzo Ferrari con il numero 107 non è partito sicuramente alla perfezione, ma ora sta cercando di recuperare il terreno. Dove il terzo passaggio di questa gara ancora lontana, non è passato da Matteo Roccadelli Perfetto. Gradellini è stato colpito da una penalità, non è secondo in verità ai risultati di Gradellini si trova ottavo nella classifica. Il crono anche lì chiaramente il campione in 9 406, poi Manuel Bele, Bodellini, Caraciuti, sembra Caraciuti con il numero 87, Caraciuti è in gara alla guida di un Parolinda, poi Spini con il numero 36, Davide Spini che guida dietro il PCR, un cavo nero dalla vicina corsa di Cassini e il campione fatto da Cassini, a rischi di regolante, intanto il numero voluto dal 115 che è terzo, Matteo Maria Roccadelli, 5596. Questo nuovo giro intanto Gradellini è stato sfroccato da Michele Giampieri, Gradellini sta girando piano, non è la penalità che sta incidendo sulla sua performance, ma Gradellini gira sul passo del 52 bassissimo, del 52, seguiremo l'evolversi della sua gara. Puselli, tutto da prova passato davanti a Paisini, con 151 minuti, lascia 3 giro, poi il numero 12 della Master anche il Paolo rapido del lago che non è più il corso della terza della gara, quando siamo nel corso del nono passaggio. Piselli vediamo che non riesce a staccare l'Energy usando Paiguini 2x30 Senior, poi Roccadelli terzo con Lucky Carson Junior, le prestazioni devono essere equilibrate e lo sono, anzi forse Roccadelli sta andando molto più forte dei suoi avversari. Lorenzo Ferrari quarto sul suo pari di colorazione Bianco Giro 2 Rodriguez, Matteo Rossa quinto, terzo Leonardo, settimo Matteo Paolo Modello, ancora un giro troppo piano, sceso in decima posizione, sfruttato da Giampieri Bonatello, ai 3 secondi di unità sta perdendo, decisamente sempre più contatto in punta.
Contatto che non perde il dai quindi da Matteo Puselli, 214 millesimi la chiusura del nono passaggio. Siamo nel corso del decimo, anzi ormai verso la chiusura del decimo. Vedete che anche Puselli alza la portiera sinistra, del torrente sinistro si gira, ma soprattutto Roccadelli che si sta avvicinando. Un secondo, 423 millesimi nei confronti del leader Puselli. Siamo parlati, no, sono ancora serve, la cala soprattutto di Stato arriva a Palmini. Roccadelli si sta avvicinando a Palmini, siamo lì, in recupero sicuramente L'Argentina ancora perde posizione oltre i 3 secondi, sta giocando troppo piano, va nel settore uscito anche dalla top 10, infatti 11, vuole stare di Andrea Bellini, l'altro di Jessica e noi seguiamo, a proposito di Jessica proprio Matteo Roccadelli che ci dà l'impressione di avvicinarsi sempre di più alla coppia di testa. 11° passaggio, Puselli al comando, Banquini secondo, eccolo la coppia di testa e poi il terzo, Roccadelli ha giocato i cazzi e questo è il momento 855 milioni di cazzo di 7 euro cazzo Roccadelli dal noi esattamente meno di un secondo rischia davvero di uscire anche di arrivare in fondo a pochi duetti. Jatic, una cosa che non si aspettava. Poi andiamo a seguire il tassetto di testa, sì, perché ormai di perfetto dobbiamo parlare. Al tornante a sinistra Puselli precede Banquini, terzo Matteo Maria Roccadelli, eccomi ad una quadra finale in uscita con Puselli, Banquini, Roccadelli di fatto 437 milioni, e seguiamo questa lunga tappa che è uscita largo Roccadelli dalla corda, dalla Udesa, verso anche Sanremo, ma questo vuol dire che è storico e sicuramente carico per andare a partire.